Ciao e benvenuto in questo nuovo video a cura di mattoscacco.com. Oggi sto per farti il quiz del secolo. Ci sto chiedendo di trovare una mossa che pochissimi giocatori troveranno. Prima però fatti presentare questa partita giocata da Tarrasch nel 1914 a Napoli contro diversi giocatori. Quindi non c'era un solo giocatore, ma erano diversi giocatori che si accordavano per trovare la mossa migliore. Siamo arrivati in questo punto, il nero ha appena giocato D4, il bianco che è Tarrasch gioca a 5 e qui chiaramente il re doveva andare probabilmente in A7, aveva più possibilità, non può catturare in A5 ora senza addentrarci in infinite varianti, ma si capisce che questo tipo di presa porta il re veramente in serio pericolo. Il nero, ovvero i giocatori che stanno dietro al nero, decidono di andare col re in B5. E adesso quello che ti chiedo è cerca di trovare la mossa che permette al bianco di vincere. Ti do un po' di tempo perché non è per niente una mossa scontata, anzi forse è la più improbabile che ti potrebbe mai venire in mente, ma è quella che ti permette di vincere. Guarda tutta la situazione, cerca di capire quali sono i limiti del re nero, in che modo il bianco può sfruttare temi come interferenza, deviazione per riuscire a dare scacco matto. Pensaci un po', ti lascio un minutino pieno per pensarci, poi ti darò la soluzione. Bene, sto per darti la soluzione e la soluzione è data da alfiere C7. Una mossa che sembra apparentemente non avere alcun senso. Altre mosse buone erano alfiere di 6, quindi se hai trovato questa, anche questa era molto buona. Un'altra che comunque dava al bianco un buon risultato era donna e 4, ma la mossa vincente che permette di dare matto in 5 è alfiere C7. Cerchiamo di capire subito il perché. Ora, mi sembra chiaro che questo alfiere protegge questo pedone e blocca ancora in un'altra volta la fuoriuscita del re su questa casa. Il re non può andare neanche in questa casa perché c'è la donna che la controlla. Queste due case sono bloccate dai pedoni, quindi basterebbe uno scacco, e per esempio uno scacco con torre C5, per dare scacco matto. Il fatto è che ora questo alfiere però è completamente sospeso, si può catturare sia di donna che di torre, quindi andremo ad esaminare le varie possibilità. Per esempio, il nero cattura di torre, riesce a vedere la continuazione che ci permette di dare matto, tenendo sempre conto che qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare qui, certamente, si può catturare questo pedone. La soluzione è data da donna B7 scacco. Qui la torre cattura e ora segue scacco matto. Il re non può andare qua, non può andare qua, non può andare qua perché la torre è protetta dall'altro, non può andare qua, non può andare qua e non può andare qua. Scacco matto. Se anziché catturare di torre, non so, il re andava in A5, a questo punto c'era semplicemente il matto, poiché queste due colonne sono occupate dai pezzi del bianco. Vediamo cosa succedeva se invece il nero catturava di donna. Donna per C7 riesce a trovare qui la soluzione, è un po' diversa da quella di prima. Questa volta con donna B7 non facciamo niente, non riusciamo. Ma questa volta c'è torre C5. Torre C5, scacco e si minaccia la donna. Tra l'altro sarebbe scaccomato, quindi il nero è costretto ad intervenire
E ora non ce ne frega niente di catturare la donna, ma donna B7. Ora, dove può andare il re? Da nessuna parte, è scacco, può catturare il pedone. Se per esempio cattura il pedone c'è ancora il matto di prima, dove il bianco controlla queste due colonne. Se per esempio sacrifica la donna, beh, semplicemente donna per B6, scacco matto. L'unica altra possibilità in questa situazione, se non si vuole catturare di torre o di donna, è quello di temporeggiare, per esempio sacrificando una torre. A questo punto siamo costretti a perdere un tempo, ma però non c'è niente da fare. Questa è stata una delle mosse che probabilmente non avresti mai fatto. Se l'hai trovata, ti faccio i miei complimenti. Tieni in mente una cosa, che ora io ti ho fermato la posizione in questa scacchiera e ti ho detto cerca la mossa assurda, e quindi può essere anche che tu l'abbia trovata, ma il problema più grande è che in partita non ti verrebbe mai, probabilmente mai in mente di giocare questa mossa, proprio perché probabilmente sarai a corto di tempo e sei così dentro la partita che non hai la lucidità per cercare anche queste mosse. Quindi un giocatore così grande come Tarash è riuscito a cercare, a trovare questa interferenza fortissima dell'alfiere che comunque sia che venga catturato di torre che di donna, porta comunque allo scacco matto da parte del bianco. Quindi veramente una ottima mossa. Spero che anche questo video ti sia piaciuto. Per non perderti i nuovi video iscriviti al canale, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!